Mamma mia, questa curva mi fa sempre innamorare, guardate che monti, che spettacolo il mio Friuli! Non può mancare assolutamente alle 10 del mattino una bella birretta per prendere coraggio per la giornata lavorativa. Punto numero 1, portare fuori i cani. Punto numero 2, portare il bimbo all'asilo. Andiamo all'asilo, amore? Andiamo dalle maestre? Andiamo all'asilo per giocare con i tuoi amici? Sì! Dai che andiamo all'asilo! Bimbo consegnato, si rientra a casa a cambiarsi e prendere la moto. Eccoci qua, bimbo consegnato, cari amici e amiche bikers, benvenuti o bentornati sul canale di Fusarigna! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, importantissimo, dai, è gratuito, datemi una mano, grazie. Bene, oggi mattinata libera, abbiamo esattamente 4 ore e mezza, facciamo partire il timer. E voi direte perché? Perché oltre ad aver portato il bimbo all'asilo devo anche andarlo a riprendere, non è che lo lascio là e vado a bere birre rigeneranti, Ricordiamoci di andarlo a prendere, mi raccomando, Allora oggi, visto che abbiamo poco tempo, facciamo la classica pista, la preferita dei friulani, Sella Chianzutan, una sicurezza, poco sopra Udine, vicinissima. Io, come sapete, parto dalla zona di Cividale del Friuli, quindi adesso andiamo a recuperare un mio amico qua vicino a Cividale, che bisogna fargli veramente un applauso. Si è sparato la notte, ha finito alle 6 del mattino, però visto che è tantissimo tempo che non facciamo giro insieme, si sacrifica e viene a fare il giro con me. Grandissimo Stefano, numero 1. E sti cazzi! Quindi adesso ci troviamo con Stefano che ha preso un bellissimo multistrada a 9,50 e quindi chi lo sa, magari ci scappa anche il test ride, speriamo. E via verso Sella Chianzutan a berci una bella birra rigenerata che ovviamente non può mancare. Eccoci qua. Buongiorno. Stavo parlando, mi sono perso, ero in quarta, stavo andando dritto. Benissimo. Bene. Tu? Bene. Dai, bimbo consegnato. Bimbo consegnato, Preparato, tornato a casa, preparato, Arrivati, più o meno in orario, no? Bene, abbiamo recuperato il nostro amico Stefano, con cui abbiamo anche abbinato gli interfoni. Non so se sentirete la sua voce, di solito non si sente, tanto. Bevuto un caffettino e adesso via direzione nord del Friuli. Andiamo verso le montagne, verso il fresco. Per fortuna ieri ha piovuto, quindi si sta leggermente meglio rispetto ai 50 gradi di ieri. Attenzione, ciclisti. Amici in ascolto un cordiale buongiorno. Ciclista. Dio. Mi trattengo. Fuserigno, fai il bravo. Tocca ferro. Attenzione, curvette un po' umide. Andiamo cauti. Comunque stavo raccontando ai nostri amici, Stefano, che sei un eroe, Hai fatto la notte, hai finito alle 6 del mattino, giusto? Mi hai detto? E sei venuto a farti il giro con Fuserigno. Mitico Stefano, grandissimo. Minimo una birra rigenerante offerta, Minimo. Bene ragazzi, siamo quasi arrivati al lago di Cavazzo. Iniziano le curvette interessanti, lo sapete. Si avvicina al lago di Cavazzo, c'è riscaldamento. Sono le qualifiche, no? Le prime curvette interessanti. Attenzione! Il ducatone di Stefano si fa sentire. Ciclisti maledetti, traiettoria, stato a destra! Mi sono trattenuto prima, adesso non ce l'ho fatta. Lago di Cavazzo, eccoci qua. Meraviglioso come sempre. Passaggio d'obbligo per andare in Sella Chianzutan. Queste curvette qua molto belle. Oh, che goduria, tutte le mattine dovrebbero essere così. Colazione, prendi la moto e via a fare 2 curvette. Ecco qua, benvenuti a Verzenis. Ingresso in pista nella pit lane. Sella Chianzutan Circuit. Faccio una bella curva, guarda le sgomatine per terra qua. Signori, eccoci qua, una mattinata in Friuli, paesaggi meravigliosi, curve fantastiche. Attenzione, l'Audi è partita, lanciatissima l'Audi.
Fretta. Ah cazzo, è chiuso però, che sfiga. No God! Eccoci qua. Ah, eccolo qua. Ah, eri tu allora che eri sceso prima. Com'è? Bene, bene, tu? Bene. Attenzione, ci ha raggiunto anche un altro ragazzo qua, finalmente. Ci eravamo dati appuntamento, no? Più o meno ci siamo beccati. Bene, eccoci qua, arrivati alla Canzutan, ragazzi. Belle curvette, adesso ci rilassiamo un attimino. Vediamo, magari era la tipa che apre. Eccoci qua, birretta rigenerante, 1, 2 e 3. Cing, viva, salute. Salute. Non può mancare assolutamente alle 10 del mattino una bella birretta per prendere coraggio per la giornata lavorativa, 2 patatine giusto per accompagnare. Per fortuna aperto, va qua in Sella Canzutan, è aperto giusto alle 10, ci aspettavano per la birretta. Bene ragazzi, birretta bevuta qua in Sella Canzutan, immancabile. Adesso siamo rigenerati, ovviamente birretta rigenerante, giova sempre. Adesso torniamo a casa, godiamoci di nuovo le curve, faremo la stessa strada da cui siamo arrivati perché il tempo è poco, devo tornare a casa, devo andare a prendere il bambino. Bene bene, birretta bevuta, ci siamo rilassati un pochettino, adesso vorrei tornare indietro che c'è un bambino da recuperare tra poco. Che relax, che relax. Sella Canzutan, signori, un grande classico friulano e anche per questa stagione l'abbiamo fatta, immancabile. Attenzione, 125 se ne va, sorpassato dal 125 Fuserigno. Attenzione, guardate come imposta bene la curva a differenza di Fuserigno che è fermo col culo pesante. Queste giovani leve recupero solo per quel motore se no mi avrebbe già salutato. Ragazzo, qua è un piccolo Marquez. Ecco, vedete, Fuserigno umiliato anche da un 125. Un po' di movimento, iniziano ad arrivare le moto in sella, noi invece siamo già di ritorno, abbiamo anche già bevuto la birra rigenerante. Qua bisogna alzarsi presto, che belle curvette ingarellate col 125. Pensate alle abilità di guida di Fuserigno, non riesce a stare neanche dietro a un 125. Ma sì, ma noi che ce frega, noi ci godiamo la moto così, con velocità da fermoni e birre rigeneranti, siamo motociclisti da bar. Non lo nascondo, non lo nascondo. Ci piace insultare i ciclisti come questo, così godersi il paesaggio, mica sappiamo piegare, grattare, no, lasciamo fare i giovani. Mezza giornata veloce, però ci siamo goduti il giretto, abbiamo bevuto una bella birretta in compagnia, meglio di così. Mamma mia, questa curva mi fa sempre innamorare, guardate che monti, che spettacolo il mio Friuli! Signori, siete pronti che vi devo dire una cosa? Friuli Venezia Giulia, come sempre nei video di Fuserigno, magia friulana, curve mozzafiato con birrette rigeneranti annesse. Oh ragazzo, qua è partito come una saetta. Adesso c'ho da cazzo se non ti vedevo area a destra.
Occio. Ma che cazzo di manovre fai? Ma guarda te. Ma che cazzo di manovre fai? Fare inversione qua, sta testa di cazzo. Era dietro la curva a fare inversione, sì. Fermo di traverso, ma sei proprio un coglione. Non so la gente cosa ha nella testa, la merda. La patente presa da chi? Da Topo Gigio. Sto per fortuna che il 125, se no non ti vedevamo più, guidi bene, Bravo, si vede che sai guidare. E sai quando rallenti cosa devi fare? Scala. Questa sarà una bella battuta col montaggio video, perché sarà la scala, capisci? Scala. Porca madonna. Nel furgone c'era la scala, l'hai vista? Aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo, Non l'hai vista? No, dicevo, lo sai quando rallenti cosa devi fare? Scala! Ho problemi mentali, non farci caso. Comunque bravo, guidi bene, cazzo. Infatti vedrai nel video quanto mi piglio per il culo da solo. Dico, neanche dietro i 125 so stare dietro. Bene amici e amiche bikers, ormai le curve belle sono finite, ci siamo goduti questa mattinata in compagnia, una bella biretta rigenerante, belle curve. Adesso torno a casa, doccetta, si mette a posto la zettona e via a prendere il piccolino all'asilo. Dai, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like, un commento, mi raccomando. E dai, ci vediamo al prossimo giro, come sempre, buona strada, ciao! Arrivati a casa, mettiamo giù la moto, andiamo alla macchina e andiamo a prendere il bambino. Doccetta fatta e adesso via a recuperare il bimbo. Via che tardi. Zettona posizionata sul cavalletto, via. Casca. Andiamo a prendere il bimbo. Che corsa! Bimbo recuperato e adesso relax. Ah no, pomeriggio lavoro. Mamma mia, che vita di corsa.